Un'altra stagione importante a Cavarzere, il teatro Tullio Serafin, che come ricordiamo è uno dei più bei teatri che abbiamo in Veneto in assoluto. Quali novità quest'anno, direttore? Ci sono delle novità molto importanti, direi, perché abbiamo preparato questa edizione già fin dai primi di maggio per ottenere le compagnie e soprattutto quelle che volevamo noi. Ci siamo riusciti, la stagione è composta da 7 rappresentazioni, si parte con un grande Oblivion, poi c'è un balletto e poi via via tutte le altre che non voglio dire così perché adesso viene portato il manifesto che determina tutta la stagione. Poi c'è anche la stagione a ridosso, la stagione della nostra filodrammatica, quindi noi andiamo dal mese di novembre fino al marzo del 25 con il teatro che non ha un posto libero neanche a cercarlo. Ecco, e volevo aggiungere una cosa, si conclude con le baruffe Chioggiotte, che è un ricordo che noi diamo a Pierluca Donin, che è stato il nostro partner fin dal 1965. Ecco, è una sinergia tra amministrazione comunale, la vostra direzione, ma soprattutto Arte Venna e anche Adriatica LNG, o sbaglio? Sì, sì, sono sempre questi partner che sono ormai consolidati da tante stagioni, almeno fin da che è nato il nostro teatro nel 2008 è stato inaugurato proprio anche grazie alla LNG, che si è dimostrata sempre molto sensibile alle nostre richieste.